26 marzo, 28 maggio, siamo al viadotto Acragas, meglio conosciuto come Ponte Morandi. È 2 mesi che questa importante arteria è stata chiusa al traffico veicolare. 2 mesi che sono serviti per fare dei rilievi da parte dell'ANAS e controllarne e verificarne la stabilità. I primi di maggio si era detto che sarebbero stati necessari degli interventi, ma che comunque le carreggiate centrali sarebbero state riaperte al traffico. Invece ad oggi è ancora tutto chiuso e fermo. Salve, Televideo Agrigento. Siamo qui per chiedere informazioni sul viadotto Acragas. Entrate qua in ufficio. E gli uffici dell'ANAS ci hanno fatto gentilmente entrare per comunicarci che non possono rilasciare dichiarazioni. In compenso ci hanno lasciato 2 numeri di telefono, uno relativo alla segreteria nazionale e l'altro l'addetto stampa regionale. Ora vedremo se riusciamo a scoprire qualcosa. Fallito anche il tentativo di ricevere informazioni telefoniche dalla sede regionale o nazionale dell'ANAS, vi proponiamo questo simpatico fotomontaggio realizzato dalla pagina Facebook Satira Agrigentina. Piena fiducia nella magistratura da parte dell'ANAS per la conclusione rapida delle indagini che hanno portato al sequestro della carreggiata in direzione Palermo del viadotto 5 Archi al chilometro 95 sull'autostrada A19 Palermo-Catania e assicura la sua massima collaborazione. Alcuni plinti di fondazione della carreggiata in direzione Palermo del viadotto 5 Archi, afferma una nota, sono stati parzialmente scalzati a causa dell'abbassamento del livello dell'alveo dovuto all'azione erosiva del fiume Salso. Tale fenomeno non ha alcuna influenza sulla sicurezza statica della struttura, in quanto le fondazioni dell'opera sono realizzate su pali profondi. Tutto ciò è peraltro confermato sia dai dati del monitoraggio attivato per controllare il comportamento della struttura sin dal novembre dello scorso anno, che dalle prove di carico effettuate direttamente sull'impalcato del viadotto lo scorso 21 maggio. Il progetto per gli interventi di sistemazione dell'alveo, predisposto da ANAS e finanziato, osserva con gli stanziamenti del decreto Sblocca Italia, è già pronto. Per l'appalto e l'avvio dei lavori si è in attesa delle autorizzazioni degli enti competenti. Al momento il traffico è deviato sulla carreggiata in direzione Catania e non si registrano disagi per la circolazione. Intanto le richieste avanzate dalla FAI Sicilia per l'esenzione dai pedaggi autostradali per i mezzi dell'autotrasporto obbligati a muoversi tra Catania e Palermo sono state accettate ieri dal ministro Graziano Del Rio per cercare di risolvere i problemi degli autotrasportatori siciliani. Del Rio ha dimostrato, dicono i sindacati, di comprendere il disagio vissuto dalle imprese dell'autotrasporto con conseguente grave danno economico dopo la chiusura del viadotto Imera. Preoccupata dallo stato di degrado delle infrastrutture siciliane, la FAI Sicilia si aspetta adesso che quanto promesso si concretizzi in tempi brevi. Auspichiamo anche, dicono i sindacati, che il Ministero si batta in Europa sulla questione Econobus, puntando ad implementare il trasferimento delle merci via mare, opportunità nei confronti della quale il ministro Del Rio ha espresso parere favorevole.